In questa ultima settimana di settembre, il Messaggero Veneto ha composto una formazione con il 4-3-1-2 per i nostri 11 del campionato di eccellenza. Nella terza giornata di campionato si sono messi in luce il portiere Clemente, saracinesca del Lumignacco, una linea difensiva a 4 composta da Ponis del San Luigi, Spetic del Cras, Battiston del Chions e De Agostini del Tricesimo. A centrocampo, dietro al fantasista Corazza, uomo in più dell'Union Pasiano che, grazie anche alle eccellenti prestazioni del fantasista, si è posta all'inseguimento delle migliori formazioni della categoria, ci sono i due centrocampisti offensivi del Charlis Muzzane, Nastri e Piccolotto, che hanno griffato la buona prestazione della formazione di Pino Vittore nel big match contro il Fontanafredda. Assieme a loro c'è anche Favaro, regista del Tricesimo, perno del centrocampo dell'11 di Bortolussi. In attacco, coppia gol di grande talento e ben assortita, formata da Verrillo, autore di una doppietta grazie alla quale il Tor Viscosa ha pareggiato con l'Union Pasiano, e del sempreverde Godeas, già trascinatore del Lumignacco di Zorato. Diciamo un po' è troppo presto, però Francesco, io dico che Pordenone, la Triestina ci sta, il Chiarlins Muzzane anche, la sorpresa in assoluto è l'oltre. Ci può stare anche il Brian, che ha punteggio pieno anche lui. Io l'ho vista con la Juventina, ho visto una squadra sulla corsa, giovani, e un bravo portierino che ha salvato il risultato in due circostanze proprio nel finale. Con la Juventina il pareggio era già stretto per la Juventina, diciamo lì è stata la fortuna che ha girato da una parte, però mi dicono che oltre ai giovani questa squadra qua ha la garanzia di un tecnico, Ernesto Candon, che è veramente bravo, ha lavorato negli anni scorsi, sappiamo, nell'Udinese, settori giovanili importanti, nell'Ancona mi sembra, e dell'Oltre stessa, quindi la garanzia è anche avere chi guida una squadra. Ernesto Candon mi sembra che è arrivato al momento giusto in una squadra di giovani belli da vedere. Sicuramente per il Brian non credo l'Oltre punterà a fare un bel campionato, ma è strutturata per fare anche l'eccellenza, perché abbiamo visto settori giovanili importanti e di recente ho saputo che un certo Zavan è andato al Perugia, è cresciuto nelle giovanili dell'Oltre. Un altro giovanotto a Pordenone sta facendo bene nel giro della nazionale, quindi insomma giovanili nazionali è importante esserci lì, sta facendo bene a livello giovanile. Poi serbatoio di prima squadra è importante avere i giovani e di conseguenza può essere pronta un'eccellenza mai troppo presto per parlare di eccellenza in casa Oltre. Lì è da tanti anni che stanno costruendo un qualcosa per puntare all'eccellenza e lì penso sicuramente che è più fattibile la cosa. Non l'ho visto giocare, però dai nomi, anche qui il direttore sportivo Berti è uno che mastica calcio e mi fido dei nomi e Berti è una garanzia. Ci sono diverse squadre forti lì e il Chiarlins Muzzane è una di queste, assieme a Lumignacco, assieme a tante squadre, sono 3-4 che reciteranno un ruolo importante, tra cui quelle che ho nominato. Io ho visto uno spezzone del Crash e dirò una cosa banale: Lumignacco, abbiamo detto Chiarlins Muzzane, e secondo me verrà fuori anche il Crash, perché dietro c'è un allenatore che sappiamo è la storia del calcio regionale, Gianni Tortolo, reduce anche dell'impresa dell'anno scorso, perché salvare una squadra con 8 punti in classifica il mese di gennaio non è da tutti, ma sicuramente possono puntare qualcosa di più. Certo, l'inizio della Manzanese è stato un inizio difficile, deve assolutamente rompere il ghiaccio, sicuramente deve far punti per cominciare a respirare e sicuramente tirarsi su, perché quando poi sei impantanato in quelle situazioni lì è difficile, capita come è capitato l'anno scorso, ma non tutti gli anni può capitare che una rincorsa come è successo nella passata stagione si completi a buon fine. Quindi io dico che a Manzano bisogna far punti. Poi ho visto il Tolmezzo nel derby
sabato scorso, a parte la bellissima cornice di pubblico, ti devo dire che mi è piaciuta anche la squadra del Tolmezzo e non sarà facile anche far punti per la Manzanese. Il pronostico è difficile farlo, però io punto sul pareggio perché due squadre che sicuramente si annulleranno a vicenda. Pareggio, secondo me punto sul pareggio, poi può succedere di tutto, sono due squadre che possono regalarti emozioni, ma onestamente dobbiamo ancora scoprire. Negli anni scorsi li avevamo individuati verso Natale, ce ne sono diversi, perché noi seguiamo anche il calcio giovanile su friuligol.it, ti devo dire ci sono diversi nomi che si faranno sentire e sono più preciso su questo dopo Natale. Ma la Pro Gorizia dov'è già sta bene, una squadra esperta dovrebbe ringiovanire un pelino e allora vedrei una bella Pro Gorizia completa, perché la vedo un po' stagionata, ma comunque una bella squadra, l'ho vista in Coppa contro il Trieste Calcio, mi ha fatto una buona impressione, però bisognerebbe un po' svecchiare. Ma il Friuli Gol è un sito che è nato per dar sfogo, come dicevi poco fa, alle categorie minori, poi ci siamo allargati, è subentrata una cordata, un circuito nazionale, Italia Gol, adesso abbiamo l'applicazione in diretta tutte le domeniche, non solo i campionati dei dilettanti, ma tutti i campionati giovanili, campionati amatoriali, ci sono circa 70 campionati, si possono seguire in diretta, inserendo anche la rosa della propria squadra, oltre al gol con 2 clic, semplici 2 clic si può aggiornare risultato e marcatore, che poi viene aggiornato in maniera immediata e quindi si genera la classifica dei marcatori, una cosa innovativa creata dal gruppo di Ancona e dal vicino Veneto, che sono, diciamo, le regioni Veneto Gol e Marche Gol, le regioni pilota di questo circuito Italia Gol. Io voglio sempre migliorare, dico che siamo arrivati a 1,5 milioni circa di pagine viste al mese, è un bel numero, e la domenica tocchiamo 25.000 utenti unici, sono un bel numero di cui ne siamo contenti, ma si può fare di più. E quello che mi piace sottolineare, stiamo crescendo durante la settimana, dal martedì al venerdì, perché con i contenuti la gente ci segue e questa è la cosa più gratificante. Ecco, e devo ringraziare qua, approfittare i miei collaboratori, ce ne sono diversi, sparsi in diverse zone della regione, che ci seguono e ci seguono anche nel resto d'Italia, e anche vedo i contatti dall'Australia, dal mondo, perché sai col web vai dappertutto. Per quanto riguarda il campionato di promozione, il modulo scelto è il 4-2-3-1. Il migliore tecnico è Muzzin, che ha portato il Brian ai vertici della categoria. In porta c'è Daneluzzi del Casarsa. La linea difensiva è composta da Grolla del Platafalchi Visinale, Bukovac della sorpresa Valnatisone, Viol, centrale del San Quirino, e Sera, fluidificante del Fiume Veneto Bannia. Davanti, linea di centrocampo composta da Crozzoli e Grossutti del Brian e del Camino, a proteggere le incursioni di Giordani, Passon e Koyanis, centrocampisti offensivi alle spalle dell'unica punta Rosero. Infine, in prima categoria, il modulo scelto per selezionare i nostri 11 della terza giornata, di cui Trangoni è l'ideale tecnico dopo il buon lavoro effettuato in questo avvio di campionato con il Lavarian Moltean, si punta sul 3-4-3, con Stavignuc del Lavarian Moltean in porta, linea difensiva composta da Bolognato, Brescia e Veneruz, centrocampo molto tecnico e di grande impatto fisico con Grassi, Antoniozzi, Ferro e Voltan della Buiese, e tridente formato da Del Degan del Vaillant, Garlatti del Ragogna e Dedusciai dei Grisonieri di Savorgnano. Per quanto riguarda le giornate di campionato, dopo la terza giornata, in testa, davanti a tutti, c'è il Charlins Muzzane, unica formazione ancora a punteggio pieno. Il team del mister Vittore ha ottenuto 3 vittorie, compresa l'ultima per 3-1 sul Fontana Fredda, e guarda tutti dall'alto verso il basso. All'inseguimento degli Orange c'è il Chions con 7 punti e dietro
Un quartetto di squadre formato da Tricesimo, Crash Reppen, Lumignacco e la neopromossa San Luigi, sempre più convincente in questo avvio di campionato. Nel prossimo turno, nella quarta di andata, tante partite di grandissimo interesse, a cominciare dalla sfida tra Tor Viscosa e Lumignacco, che nella passata stagione ha incendiato soprattutto la corsa ai play-off. La partita sarà trasmessa in differita su Udinese TV domenica alle ore 12, mentre domenica pomeriggio alle 15 telecamere accese in diretta da Manzano per la sfida tra la Manzanese e il Tolmezzo, con i padroni di casa del mister Cossettini ancora a caccia del punto per rompere il ghiaccio, mentre il Tolmezzo vuole cominciare a fare punti contro una probabile avversaria in ottica salvezza. Nel girone A di promozione, riflettori accesi sul Brian di Precenicco, squadra a punteggio pieno con 3 vittorie nei primi 3 turni. Nell'ultimo turno la formazione bassaiola ha battuto il Pravis Domini per 2-1 e adesso si è staccata dalle inseguitrici Porcia, San Quirino e San Vitese, trio pordenonese di squadre che puntano a recitare un ruolo da protagoniste in questo campionato. Il girone B di promozione invece vede a sorpresa davanti a tutti in testa alla classifica l'Oltre di Faedis, formazione forse non pronosticata a inizio stagione di una partenza così convincente, ma certamente i 3 successi nelle prime 3 gare di campionato hanno portato i collinari in vetta alla graduatoria davanti alla sorprendente Valnatisone, che insegue con 2 punti in meno della formazione del presidente Bertossi. Il direttore sportivo dei collinari, Alessio Battistic, ci spiega il momento che sta vivendo l'Oltre. La squadra sta lavorando, il mister sta lavorando bene, il mister e il preparatore stanno lavorando bene, la squadra sta crescendo. Sicuramente sono dei risultati importanti, anche se chiaramente l'obiettivo della società è quello di mantenere la categoria, di far crescere i propri giovani, di far crescere un gruppo proprio e di riuscire poi a man mano e gradualmente a migliorare quello che sta facendo. Siamo partiti con un progetto un paio di anni fa insieme al presidente, che è quello di valorizzare, di far crescere i nostri ragazzi. Siamo partiti dal settore giovanile, abbiamo migliorato quello. Ora il gruppo Juniores prima squadra ha una quarantina di giocatori, di cui buona parte sono di proprietà, 32-33 sono giocatori dell'Oltre. Insomma, l'obiettivo della società è quello, insomma, di ricreare un gruppo insomma, che possa ambire a fare bene. Non ci aspettavamo di essere a 9 punti dopo 3 partite, però è ovvio che è una fase transitoria, una fase di passaggio, insomma verranno tempi in cui il fieno in cascina che abbiamo messo finora verrà buono, verrà utile per raggiungere quello che è il nostro obiettivo. Insomma. Sicuramente noi avendo una squadra giovane, abbiamo 20 anni di età media, abbiamo un gruppo che lavora, quindi un gruppo che corre. Quello si era visto subito già dalla fase di preparazione, cioè il gruppo è coeso, i ragazzi hanno voglia di fare, quindi quello è sicuramente l'aspetto positivo. L'intensità è alta, l'aggressività, scusate, è sicuramente un cardine, è un punto che non deve mai mancare, la solidarietà tra i compagni. Dire cosa ci manca adesso non è semplice, forse i conti magari si fanno verso fine girone di andata. Sicuramente possiamo peccare in esperienza avendo un gruppo giovane, cerchiamo di sopperire con l'entusiasmo, insomma. Il gruppo è comunque rimasto del tutto simile a quello che era il gruppo dell'anno scorso. Sicuramente abbiamo dei giocatori offensivi di buon livello, insomma, Caligaris, Lomanto, Jimmy Rosero sono dei giocatori importanti. Noi in particolare cercavamo una punta di peso che potesse darci delle soluzioni e quindi sicuramente è stato un buon innesto. Però insomma si ragiona poi per reparti. Diciamo che mai come quest'anno la forza poi dell'Oltre è il gruppo, la coesione del gruppo, il fatto che i ragazzi insomma si aiutano uno con l'altro, quello è sempre determinante. Però ripeto, siamo all'inizio. Insomma. Come organico sicuramente la Juventina è una squadra che ha un organico di un certo livello, non lo scopro certamente io. E secondo me la Valnatisone anche si è migliorata molto, ha un organico che l'anno scorso è arrivata in zona playoff, sfiorati per poco, insomma ha aggiunto Sturm, Bukovac, Miano, insomma ha aggiunto giocatori di categoria anche superiore, giocatori importanti.
diciamo che la Pro Gorizia, insomma, è una squadra esperta, è una squadra sicuramente che dirà la sua. C'è tanto equilibrio, è normale anche essendo all'inizio ed è sicuramente un girone in cui secondo me ci sarà tanto equilibrio anche strada facendo. Una discriminante grande lo leggevo l'altro giorno che anche un collega l'ha segnalato, una discriminante grande del girone B sono i campi di gioco, quindi i campi di gioco sono una determinante molto importante, insomma, in questo girone. Si va dal sintetico, si va al campo in erba. Sicuramente fare punti a Trieste non è facile per nessuno, insomma, e quella poi sarà la differenza che passa tra fare un campionato tranquillo o un campionato meno tranquillo, il fatto di andare a fare punti nella zona di Trieste, insomma. Sì, è stata una partita in cui eravamo partiti bene, poi abbiamo perso un pochino il filo. Loro hanno trovato delle conclusioni da fuori che hanno impegnato il nostro portiere, Spoller, molto bravo, che ha fatto bene. E quindi ci hanno impegnato con dei tiri da fuori. Noi siamo ripartiti, a fine primo tempo abbiamo avuto un'ottima occasione con Caligaris che ha preso un palo, portiere battuto in un'azione veloce di contropiede. E secondo tempo in realtà abbiamo fatto meglio noi, abbiamo avuto varie occasioni, siamo riusciti a trovare il gol con un tiro da fuori di Rosero, abbiamo avuto un paio di occasioni Lomanto, insomma diciamo che poi abbiamo legittimato un pochino quello che era il risultato, quindi sostanzialmente direi che la vittoria probabilmente è corretta e giusta, anche se insomma poi si vive sugli episodi, insomma, come sempre. Sì, andiamo a Ronchi è un campo difficile, il centrale. Noi giocheremo addirittura a Vermegliano, che è un campo ancora un pochino più rognoso in realtà. E anche loro hanno rinnovato, anche loro sono una squadra giovane, hanno un po' Luzzi che è in grande forma, che è capocannoniere del girone, e sarà una bella partita sicuramente, una partita che poi vivrà sui nervi, sull'intensità di gioco, su un campo un pochino particolare, insomma faranno tanta differenza le motivazioni. Noi dobbiamo averne, insomma, al di là della classifica che sinceramente se ne fa poco riferimento ad oggi, diciamo che dobbiamo avere le motivazioni giuste per andare a Ronchi a fare punti. Sistiana ha perso 2 domeniche fa su quel campo e noi dobbiamo sfruttare il momento positivo cercando di mettere ancora qualcosina da parte per il futuro, insomma. Il mister prova sempre tanto, al di là di Paolucci, anche sì, diciamo che anche sabato avevamo di fronte Zecchigna, che anche lui è un buon attaccante. Noi abbiamo una difesa giovane, abbiamo giocato finora col portiere fuori quota, con il difensore centrale fuori quota. Diciamo che in particolare lui non prova niente sul singolo, però sul reparto sicuramente noi ogni partita dobbiamo mettere un mattoncino, insomma, sulla crescita che è quella del reparto, che è quella della squadra, insomma. Beh, si va sempre per vincere su tutti i campi, il presidente questo vuole e questo insegna, noi si va sempre a giocare per vincere. È chiaro, noi l'anno scorso abbiamo fatto parecchia fatica in trasferta, a dire il vero. Quest'anno siamo partiti bene, abbiamo fatto veramente una buona prova anche a Remanzacco 2 domeniche fa e dobbiamo continuare su quella strada. È una cosa che l'anno scorso ci è mancata e che ci può dare quel passettino in più per poter fare un'annata tranquilla sicuramente. Grazie. È proprio la sfida di domenica tra Oltre e Ronchi Calcio è il big match di questo girone B di promozione. Tutti i risultati, le classifiche, i commenti, le prime immagini, in diretta domenica dalle 18 in avanti con Sport Live dallo studio di Udinese TV.